Un episodio inaccettabile da condannare senza esitazioni. Non è possibile essere aggrediti con quella violenza in pieno centro città, per giunta per un motivo futile, e finire in ospedale. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è tra i primi a esprimere solidarietà a Luigi Baccialli dopo l'aggressione subita in via Cornarotta, nel capoluogo della Marca, da parte di un uomo residente in zona che in queste ore si sarebbe rivolto al suo avvocato, pronto a fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Un caso che ha innescato un coro di condanne bipartisan. Per Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, episodi come questo non vanno tollerati. Vicinanza anche da Andrea Martella con il Partito Democratico del Veneto. Può capitare a qualsiasi donna, qualsiasi anziana in pieno giorno che viene aggredita, non è la prima volta e questo ci fa molta paura. A me fa molta paura perché io cammino molto spesso in città da sola. Comunque auguri al direttore. Ribadisce l'impegno per la sicurezza e il rispetto della legalità il capogruppo di Fratelli d'Italia Casugana, Guido Bertolazzi. Atto assurdo per Europa Verde AVS, ed è netta anche la condanna della Camera del Lavoro, un attacco non solo a un singolo individuo ma alla nostra comunità. È fondamentale che tutti noi ci uniamo per difendere i valori di rispetto e civiltà che devono guidare le nostre interazioni quotidiane. Le parole della segretaria generale della CGIL trevigiana Sara Pasqualin. A Baccialli l'augurio di pronta guarigione anche da parte del sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, perché possa tornare al più presto al suo lavoro con la serietà sempre dimostrata. Sulla falsariga i sindaci di Venezia Luigi Brugnaro e di Chioggia Mauro Armelao. E c'è anche la nota di ordine sindacato dei giornalisti. Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società. E non poteva mancare la solidarietà piena delle redazioni del gruppo Media Nord-Est, espressa attraverso il proprio CDR. Chiaro che la questione pone svariati interrogativi di tipo sociale. Dimostra chiaramente come ci sia un rancore da parte di alcuni soggetti che vengono definiti dei più squilibrati, ma io penso sia un modus operandi che oggi esiste nella società. Aggredire l'altro non come forma di difesa di se stesso, ma aggredire l'altro perché l'altro rappresenta qualcosa, prima le istituzioni, poi i ruoli e ora anche al direttore Baccialli. Una cosa imperdonabile, ma soprattutto che rappresenta un rancore, a mio avviso, che esiste alle spalle di alcuni soggetti in questa società. Questa è la vera minaccia nei confronti della stabilità sociale.